Sono passati più di 6 anni da quel 22 ottobre 2017, quando il 98% dei votanti al referendum consultivo per l'autonomia del Veneto disse sì. Da allora sono stati tanti tentativi, ma ancora un nulla di fatto, e tra la gente c'è un sentimento misto tra rabbia e amarezza. Non che si commenti, che sarebbe ora di fare qualcosa. Che cosa bisognerebbe fare? Dare uno scossone a Roma. Non del terremoto chi si fa mai, poi dopo bisogna andare a aiutare, dare una mano. Ma che si muovesse un attimo. L'autonomia sarebbe una bella cosa, ma se non arriva cosa facciamo? Vi sentite un po' con le mani legate voi? Le mani legate, sono in medaglia da fare qualcosa, cosa facciamo? Se non facciamo niente? Diciamo che questo governo sta facendo qualcosina in più rispetto agli altri governi. Io posso parlo per il settore agricolo. Noi a livello di agricoltura abbiamo bisogno che le normative non vengano fatte tanto in Europa, ma vengano fatte in Italia. Per me l'autonomia è fatta per il territorio. Se va bene per il territorio, allora è giusto che venga fatta l'autonomia. Per tutto il resto possiamo parlare, ma a livello di agricoltura bisogna che ci sia autonomia. Siamo al punto di partenza. Ormai questa autonomia a questo livello qua non vale niente. Deve essere autonomia, come sono alcune regioni in Italia. Tipo? Val d'Aosta, Trentino, Sicilia, sono autonome loro e chiedono sempre soldi, contributi da Roma. Cos'è che bisognerebbe fare per il Veneto? Fare una cosa che sia veramente di autonomia, non dico di staccarci da Roma perché non possiamo, ma il Veneto si arrangia già a farsi le sue cose, a produrre tutto quanto, lasciare che restino dei soldi, qualcosa in tasca alle persone per poter spendere. Se ci fosse più veneti che protesterebbero per questo, sì. Ci vorrebbe un'azione forte. Un'azione forte, sì. Ma anche da tante categorie nostre, che siano meccaniche, che siano dell'artigianato nostro, insomma, del nostro luogo. 6 anni dall'autonomia, un silenzio. Sì, magari si cercano nuove risposte, ma secondo me le opportunità, anche le basi ci sono, quindi io credo ci sia un nuovo sviluppo e sta andando avanti molto bene. Quindi lei è ottimista e dice che potrebbe essere che il Veneto diventi autonomo? Sì, secondo me sì, e sarebbe un'ottima cosa e quindi io sono ottimista su questo sicuramente.